Edoardo, quando leggeva questa poesia, la drammatizzava molto nel finale. Io vorrei essere un pochino più ironico, sinceramente. Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mezza a tanta porte sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera, e arrivasse fino alla sera, senza di inserrata là. Senza sentire più a gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amica che ti viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che hai fatto? Senza scendere più a patto che la coscienza e la dignità. Senza leggere un giornale, una notizia impressionante che è un guaio per tutto quanto e non tiene che ci fa. Senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, all'onorario che ha papà. Senza sentire sto cuore che ti parla di Concettina, Rita, Brigida, Nannina, che la sì, che la no. Perché insomma, si vuole pace, non sentire più niente, e a sparare sulla mente viene la morte a te pigliare. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una mesa a tanta porta sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera, e arrivasse fino alla sera senza di inserrata là.